Allora, signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Cominciamo questa sera. Facciamo un applauso sporadico per gli ospiti che arriveranno, perché ne abbiamo. Intanto continueremo con il nostro grande Fabio Wolf che ci torna a trovare e ci racconta, diciamo, delle sue avventure in bicicletta e dei chilometri che è riuscito a fare. Verrà a trovarci un cantautore con, diciamo, una band molto di pop molto raffinato che si chiama Max Forleo, e adesso invece abbiamo qui sul nostro palco un chitarrista che, come dire, fa proprio musica strumentale, potrei dire quasi world music, musica che arriva dal mondo. Signori e signori, un applauso per Rednex. Buonasera. Allora, ho presentato, sì, 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 poi adesso dovresti poter, allora, ti ho presentato bene, diciamo, questa cosa. Era giù. Ok, buonasera. C'è Adesso anche il qua delay. c'è già il delay che poi è quello che dobbiamo usare, ho messo già quel delay che dovrebbe contraddistinguerci. Allora, intanto parti con una chitarra a 12 cordi, io lo dico subito per gli appassionati, che sarebbe quasi una 11 perché ne hai tolta È una una. 11, ne ho È tolta una una, 11 sì. corde. C'è un significato simbolico, numerologico? No, è solo il suono, perché Suono. il sol stridula troppo. Vabbè. Allora, confermi che tu sei, diciamo, un artista che fa musica strumentale. Sì. Ti Questo qua sei... è un progetto che è nato da 2 anni, molta astrazione, è un concetto che cerco di esprimere con la mia chitarra, sia dalla 6 corde che dalla 12, e parlo di esperienze, insomma, astratte che posso vivere, insomma, nella mia testa, ecco, e quindi le condivido con chi mi ascolta, ecco. Va bene, allora questi che ascoltiamo stasera sono estratti dal tuo ultimo lavoro che Esattamente, il mio ha un album. titolo che adesso me lo sono scritto ma poi non riesco a leggere, che è lunga però, Pagine Pagine del libro delle delle avventure, avventure, vero? sì. Pagine del libro delle avventure, è meraviglioso. Esatto. Allora, cominciamo con che brano, dove ci fai arrivare nella tua Allora, questo brano fantasia? si chiama Green Eyes Golden Heart, che è un brano che racconta del rapporto che si è creato con l'uomo, tra l'uomo e la natura. E ho cercato di raccontarlo con le armonie della mia chitarra come un dialogo, un momento di pace tra l'uomo e la natura, visto che stiamo attraversando un periodo molto delicato Litigarello nel proprio, nostro tra l'uomo e la pianeta. Ecco, l'ho scritto natura. appunto per questa ragione qua. Ehm, e ho piacere di condividerla con voi.
Red Nex, questo è il nome di questo chitarrista che stiamo ascoltando, artista che insomma hai raccontato questa tua, diciamo, in qualche modo ispirazione circa il rapporto tra uomo e natura. Poi insomma io a questo punto la cosa che mi è venuta in mente era chiederti, ma visto che adesso ci sono anche i mezzi per farlo, non dove ti piacerebbe magari fare un video, fare un concerto in quale posto naturale, che ne so, l'Orido di Foresto, le cascate del Niagara, nel deserto, in un, Ma qual è? guarda, ti Un dico, luogo. io sono andato qualche mese fa in Islanda Vedi. e da lì è nato tutto un viaggio astratto verso questo concetto qui. E sono andato davanti ai ghiacciai, cioè ho avuto la possibilità di andare sui ghiacciai di Yokuserlong e lì è stato il momento in cui c'è stato questo discorso tra me e la natura. Quindi se dovessi scegliere un posto, sceglierei l'Islanda, proprio sui ghiacciai. Posto freddo dove però esce l'acqua calda dalla terra, una cosa incredibile, una cosa Dai geyser, bellissima, bam. una cosa bellissima. Esatto, esatto. E questo brano l'hai scritto in Islanda, Questo brano qua in realtà cioè l'ho il prossimo brano l'hai scritto. scritto in Islanda. Il prossimo brano che andrò a suonare invece, che si chiama Dialogo Interstellare, l'ho scritto nel deserto del Sahara. Ah, vedi che c'era. Ed è stato, diciamo così, dialogo interstellare per me vuol dire rapporto tra uomo e il metafisico, ciò che è mistico. E io ho voluto, diciamo così, scrivere questo brano cercando di interpretare il fatto che l'uomo, nonostante sia un essere finito, completo, così imperfetto, con la mente, col pensiero, può arrivare al divino, al mistico, all'infinito. E ho cercato di esprimerlo con un brano. Del resto siamo figli delle stelle, Esatto, quindi e questo è il dialogo interstellare. esatto, esatto. Rednecks.
Rednecks, questo era Dialogo Interstellare, dico bene, Dialogo Interstellare, e questo tra l'altro salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando vedendo anche in streaming, ci ascoltano da Cuneo, insomma, c'è gente che salutiamo tutti quanti, del resto questa è World Music, quindi noi la mandiamo in tutto il mondo attraverso il web. Allora senti, prima di arrivare all'ultimo brano, io ti volevo chiedere, questa che cos'è? Tu usi questa tecnica, come si dice, finger picking anche, no? Aspetta al microfono che sennò la sento solo io. Questo è finger picking, ma poi adesso fai una cosa alla Led Zeppelin, è vero? Abbastanza, sì. Questa è una tecnica che si chiama appunto finger picking, tapping, che è una tecnica molto particolare perché crea una sorta di indipendenza quando suoni la chitarra. Quindi mentre tu ascolti il brano suonato con questa tecnica qua, non senti l'esigenza di ascoltare un altro strumento, ecco, sostanzialmente crea un'indipendenza molto bella, ecco, secondo Ti me. piace essere così, diciamo, non essere disturbato da altre gente, quando suoni vuoi farla tutta tu. È Esatto. un periodo così e giustamente goditelo. Adesso però abbiamo tirato fuori un archetto, come faceva Jimmy Page nei lontani anni Esatto. 60, però lui lo faceva con la chitarra elettrica. Sì, sì, Tu invece questa tecnica qua dell'archetto adesso la usi sulla chitarra acustica. esattamente. E viene fuori. Cosa devo fare col delay? Vado No, giù? no, Vado toglilo, giù. toglilo proprio, Ok, toglilo va proprio. bene. No, adesso domande tecniche. Bene, e questo brano invece come si intitola? Questo brano si chiama Girovagando con un kilt ed È è fatto un in brano- Scozia questo sì, brano, è esatto, l'ho in Scozia. scritto ad Edimburgo, mentre girovagavo seriamente con un kilt, questa dinamica, questi colori, quel paesaggio là, insomma, mi ha dato la possibilità di poter raccontare a modo mio quella cultura, quella tradizione celtica che c'è in quei posti, ecco, sostanzialmente. Che ti ha ispirato, chiaramente. Esattamente. Il genius loci, come si dice. Va bene, allora questo, signore e signori, Rednecks, questo brano con l'archetto, adesso lo ascoltiamo in diretta.
Rednex, grazie mille veramente. Noi ti facciamo, come dire, intanto grazie anche proprio per la proposta originale che Grazie. porti in giro, ricordiamolo, quindi basta andare su tutte le piattaforme, sulla tua pagina Sì, sì, Facebook. sono su Instagram come re-dnax oppure su Facebook, se no in tutte le piattaforme digitali come Spotify, iTunes, Amazon, se no anche il CD fisico qua, chi avesse la voglia. Diamo un contributo. Sì, comunque ci sono in tutto e per tutto, quindi sì. E anche per seguire, diciamo, le tue prossime mosse, Sì. insomma, invitiamo Esatto. ad andare sulla pagina Facebook. Sì. Va bene, allora grazie ancora, Grazie a te. grazie mille, un grosso in bocca al lupo. Noi adesso facciamo un breve cambio palco e tra poco entriamo in un mondo più, diciamo, ciclistico insieme a Fabio Wolf.